E ancora una buona giornata, ben ritrovati gli appassionati di volley. Dopo la finale del maschile che ha visto, in questa finale Coppa Italia di divisione, che ha visto i ragazzi Chioene Padova vincere contro Pallavolo Bari, un altro incontro fra due squadre, Regione Veneto e Puglia, perché saranno nel femminile Clima Center Academy Gioia, quindi le ragazze di Gioia del Colle, a incontrare Asolo Altivole Riese Volley. Quindi queste le due squadre che si contenderanno la vittoria di questa Coppa Italia di divisione qui al Palaberta di Montegrotto Terme. Le squadre si stanno preparando, quindi davvero pochi minuti all'inizio di questa finale femminile. Come abbiamo visto nella finale del maschile, l'inizio della partita sarà preceduta dall'ingresso del tricolore e ascolteremo l'inno nazionale di Mameli. Quindi intanto vediamo che gli arbitri, la coppia arbitrale sta attendendo che le due squadre si schierino a bordo campo e quindi dopo faranno l'ingresso. Abbiamo detto quindi Clima Center Academy Gioia e Asolo Altivole Riese Volley, queste le due finaliste in questa finale, appunto questa partita del femminile, la finale di Coppa Italia di divisione. Le vediamo schierate e l'applauso del Palaberta. Ecco in casacca bianca le ragazze della squadra pugliese, mentre in nero Asolo Altivole Riese Volley. Eccole qui schierate. E ora farà l'ingresso, lo vediamo, la bandiera tricolore, e a seguire l'inno nazionale di Mameli. Abbiamo ascoltato l'inno e ancora una volta inquadrate le due squadre, le due finaliste del femminile. Ora si dispongono una di fronte all'altra per il saluto e la presentazione ufficiale. Eccole qua, quindi lo ricordiamo ancora: Clima Center Academy Gioia, Asolo Altivole Riese Volley. Ci sarà fra poco la presentazione della coppia arbitrale, intanto le vediamo inquadrate. Eccole le ragazze dell'Asolo Volley, si danno la carica, pronte a darsi ovviamente battaglia sportiva in questa finale che mette in palio la Coppa Italia di divisione.
finale femminile che segue, lo diciamo ancora una volta, il maschile che ha visto la vittoria di Padova su Bari per 3-0 in una partita che ha visto comunque la squadra pugliese dare filo da torcere soprattutto nel secondo e terzo set. Vediamo, abbiamo sentito anche l'urlo delle ragazze del Clima Center Academy Gioia. È davvero tutto pronto, intanto prima degli starting six ci sarà la presentazione degli arbitri. Ecco qua, quindi arbitreranno questa finale. Primo arbitro Martina Merlo del Comitato di Padova, secondo arbitro Sabrina Giorgio del Comitato di Venezia, segnapunti Federica Frighetto del Comitato di Vicenza. E quindi vediamo inquadrate le squadre per l'inizio. Fra pochi istanti lo speaker procederà con la lettura degli starting player e quindi potrà iniziare questa finale qui alla Palaberta di Montegrotto Terme. Ancora qualche secondo di attesa ed ecco inizia il Clima Center Academy Gioia. Viene chiamata il numero 1 Simona Fronza, numero 3 Anna Caroline Milano, eccola qua. Ora il numero 8 Federica Falchi con il numero 9 Annie Gabriel Milano, numero 10 la capitana Roberta Abruzzese, numero 11 Marica Di Santo. Ed ecco il libero, il numero 16 Antonella Schiavone. Queste le ragazze del Clima Center Academy Gioia in panchina, allenate da Francesco Ritella. Ora per Asolo Altivolo Riese Volley entra in campo il numero 2, la capitana Ilaria Caon, con il 3 Alice Brion, numero 4 Enrica Pasa, con il numero 6 Alice Baggio, con il 9 Rebecca Cecchin, con il numero 17 Arianna Gazzola e il libero il numero 18 Martina Peruzzo. Questo è lo starting player per Asolo Altivolo Riese Volley. In panchina siede coach Matteo Fornasiero ed ecco le inquadrate in casacca scura nera le ragazze dell'Asolo Volley. Quindi davvero tutto pronto per l'inizio di questa finale femminile. Scopriremo adesso chi servirà per primo. Tanto controlla ancora la formazione l'arbitro di questa finale. Ha già in mano la palla per il primo servizio del match Asolo Altivolo Riese Volley. Quindi tutto pronto e buona finale ovviamente agli appassionati di volley che ci seguono da casa. Pronti a partire il primo servizio per Baggio, subito la ricezione del Academy Gioia, vediamo il palleggio e poi il primo attacco che termina, che regala il punto per Asolo Altivolo Riese Volley. 1-0 su Academy Volley Gioia, ancora il servizio Baggio, anche qui in difficoltà un po' la ricezione e spinge questa palla Pasa per il 2-0. Ancora al servizio Alice Baggio, vediamo se riuscirà a aggiustare adesso un po' la ricezione. C'è il primo attacco vincente del match per il numero 3 Anna Caroline Milano,
che risponde quindi alla partenza buona da parte di l'Asolo Altivole Riese Volley e arriva il primo punto del match per la squadra pugliese. Al servizio Falchi, prova adesso l'attacco la capitana Caon da posto 2, ancora la costruzione del gioco e poi tenta di spingere questa palla controllata però dalla difesa del Clima Center Academy Gioia e spinge. Bellissimo questo salvataggio da parte del libero Arianna Bianco. Poi vediamo il punto del 3-1 per Asolo Volley. Prova l'attacco Simona Fronza, la palla però termina out, non c'è il tocco a muro, quindi il punto del 4-1 per il +3 Asolo Volley. Che va al servizio con la capitana Caon, palla tocca il nastro, scende, riesce però a difendere ma non si concretizza questo attacco per l'Academy Volley Gioia e quindi il punto ancora per Asolo Altivole Riese Volley. 5-1 e arriva subito il time out chiesto da coach Francesco Ritella. Dobbiamo mantenere la calma, ragionare con la testa, altrimenti che cosa stiamo difendere, ce la giochiamo. Ok, siamo noi che stiamo giocando. Ecco, rientrano quindi le squadre in campo dopo questo primo time out. Chiamato, è stato costretto subito a usare un time out l'allenatore del Clima Center Academy Gioia per la partenza sprint da parte dell'Asolo Altivole Riese Volley. 5-1. Adesso arriva però l'errore al servizio e quindi il secondo punto di questo primo set. Al servizio si prepara Anna Caroline Milano. La vediamo inquadrata, 5-2, prova a spingere su questa palla ma in ricezione tiene e poi arriva il muro per la coppia Di Santo Milano. Rivediamo, trovano il giusto tempo, la palla non passa e quindi arriva al punto del 5-3, ancora il servizio Anna Caroline Milano. Prova con la potenza ancora su questa palla, c'è Peruzzo che però controlla in ricezione, poi ancora il muro, vediamo, controllato sotto rete dalla seconda linea, prova l'attacco Milano e arriva il punto numero 6 per Asolo Altivole Riese Volley. Rivediamo il replay, bella l'azione dal centro, arriva il punto che vale il +3, 6-3. Questo inizio di primo set. Pronta al servizio Erika Pasa. Vediamo se sotto rete riesce a trovare la spinta giusta su questa palla, così non è. Arriva un altro punto per l'Asolo Altivole Riese Volley, 7-3, il +4. E quindi si riporta avanti con un discreto margine adesso la squadra allenata da Matteo Fornasiero. Vediamo l'attacco ora da posto 4, il libero pugliese riesce a salvare questa palla dal centro, ancora questa volta la palla non passa, c'è il punto per Academy Volley Gioia, il punto numero 4. Rivediamo l'alzata e poi
non c'è neanche il muro perché la palla tocca rete, e quindi 7-4. Al servizio pronta il numero 11 Marica Di Santo. Prova Brion su questa palla, controlla però, e poi il punto ancora per Asolo Volley. C'è il muro, la rete muro, l'opposizione, quindi la palla non passa. 8-4. Non riesce a costruire questa azione. Poi vediamo il contrattacco ora dell'Academy Volley Gioia. Out questa palla e quindi il punto del 9-4. Intanto c'è un primo cambio per Clima Center Academy Gioia. È entrata con il numero 22 Federica Annoscia. 9-4. Risponde adesso Academy Volley Gioia, che prova a recuperare qualche punto. Al servizio Simona Fronza. Corta questa palla che però non sorprende la ricezione dell'Asolo Volley. Difende bene Ilaria Caon e poi prova a indirizzare questa palla dalla seconda linea. Grande l'attacco in pipe per il numero 3 Anna Caroline Milano, davvero esplosiva su questa palla. Regala un punto alla propria squadra, che mantiene a 3 la distanza da Asolo al Tivoli Riese Volley. 9-6 in questo primo set. Ancora turno in battuta per Simona Fronza. Bene il servizio che abbiamo visto, mette in confusione la ricezione del Asolo al Tivoli Riese Volley. Ora dal centro prova, c'è un'invasione, rivediamo, c'era stata intanto la costruzione del primo tempo, ma intervenuto l'arbitro e quindi il punto del 10-6. Al servizio Alice Brion, controlla Milano e poi non attacca questa palla. Il tocco di pugno, ci è sembrato di vedere. Astuta in questo caso la giocatrice dell'Asolo Volley numero 17 Arianna Gazzola per l'11-6. Sorpresa Clima Center Academy Gioia. Arriva adesso l'Ace e il 12-6 direttamente al punto in battuta, mentre c'è il nuovo cambio. Entra numero 2 Michelena Malai a sostituire numero 8 Federica Falchi. Questo è il cambio effettuato da coach Francesco Ritella. Al servizio intanto inquadrata Rebecca Cecchin. Bene Milano in ricezione, lei che ora in palleggio indirizza la palla all'interno del campo avversario. Ancora costruzione di gioco per l'Asolo Volley. Vediamo, termina out questa palla, la parallela, e possiamo rivedere il replay. Attentato, ma palla troppo angolata, e quindi a beneficiarne per il punto numero 7 Clima Center Academy Gioia. Non passa questa palla, quindi accorcia ancora la squadra pugliese, che si porta ora sul 12-8,
e 4 i punti da recuperare. Vediamo ancora, prova dal centro, angola troppo però Arianna Gazzola, che era stata ben imbeccata, buona l'elevazione, angolo però troppo ampio, quindi il 12-9. Vediamo ancora l'attacco adesso vincente per Ilaria Caon, e il 13-9 la capitana dell'Asolo Altivole Riese Volley, lei che regala a questo punto, che mantiene a +4 la propria squadra. Vediamo ora il servizio, ancora Anna Caroline Milano in ricezione, rimanda di là quella palla, smistata per l'attacco ancora da posto 4, vincente e efficace davvero la costruzione di gioco da parte della squadra dell'Asolo Altivolo Riese Volley, un po' in difficoltà in questa fase. Clima Center Academy Gioia 14-9, sono 5 le lunghezze ora e il vantaggio. Vediamo al servizio Gazzola, prova il pallonetto, in questo caso però c'è la buona risposta sotto muro, palla non è out ma in campo. Vediamo un po' perplesso l'allenatore del Clima Center Academy Gioia, ma palla vista dentro in campo dall'arbitro. 15-9, quindi il +6, ancora al servizio Gazzola, che qui mette in difficoltà la ricezione di Clima Center Academy Gioia. Arriva al punto del 16-9 che costringe alla chiamata di un altro time out Clima Center Academy Gioia. La palla loro, questi fanno i cazzi loro, ok? E loro hanno la palla in mano, hanno una buona battuta. Noi dobbiamo far sì che la palla in mano loro, non ce l'abbiano. Quindi quando andiamo in battuta stiamo facendo bene la difesa di rimane staccata, non abbiamo difficoltà ad attirare sul centro, ma il posto 4 dobbiamo difendere, infatti da sopra metto. Quindi il posto 6, anziché andare in 6, deve rimanere al centro del campo. In campo, in squadra, abbiamo visto anche la bella particolarità nella divisa del Clima Center Academy Gioia, l'immagine di Mila, protagonista di un famoso cartone animato, Mila e Shiro, e quindi simpatica questa caratteristica della divisa delle ragazze del Clima Center Academy Gioia. Abbiamo il cambio, intanto entra il numero 23 Alice Notarnicola. Sta provando a effettuare dei cambi coach Francesco Ritella per provare a recuperare questo primo set, che al momento sembra controllato in maniera agevole da parte dell'Asolo Altivole Riese Volley, che adesso prova ancora a allungare, controlla però e riesce a metterci una pezza la squadra di Gioia del Colle, e out questa palla per il punto numero 11. Deve naturalmente provare adesso a trovare un break, recuperare dei punti la squadra pugliese, che comincia bene con l'ace per Alice Notarnicola. Bello il servizio, davvero. Abbiamo rivisto per il 16-12. Ancora lei a provare a recuperare qualche punto. Bene Peruzzo in ricezione, poi conclude ancora una volta. Rivediamo l'azione, ancora una volta l'attacco per Ilaria Caon.
che porta a 17 i punti per la propria squadra. Termina out questa palla sul servizio, quindi accorcia Clima Center Academy Gioia 17-13, 4 punti in un set che al momento sembra essere controllato dall'Asolo Volley, che adesso prova ancora dal centro, la palla termina out però, e quindi ancora punto per il 17-14. Messa in difficoltà con questo servizio la ricezione dell'Asolo, e vediamo l'attacco da parte di Anna Caroline Milano, che però termina out. Rivediamo la giocatrice prendere la rincorsa, impattare, palla però troppo lunga, e quindi il punto del 18-14. E ancora lei adesso a indirizzare quella palla, il tocco a muro che frena l'attacco da parte del Clima Center Academy Gioia, e poi conclude ancora una volta. Il punto arriva per Asolo Altivo-Leriese Volley, che si porta sul 19-14, mantenendo a più 5 il margine di vantaggio. Milano in ricezione, poi prova da posto 2 ma risponde bene l'Asolo, e qui la palla, vediamo, si era praticamente insaccata, quindi difficile da recuperare. Intanto un cambio, entra con il numero 9 Eni Gabriel Milano a sostituire Federica Noscia per il Clima Center Academy Gioia. 20-14, out questa palla sul servizio dell'Asolo Altivo-Leriese Volley. 20-15, Milano al servizio. C'è l'errore dai 9 metri, quindi punto ancora per la squadra di coach Matteo Fornasiero. 21-15, vediamo inquadrata Erika Pasa, pronta in battuta. E qui c'è l'attacco che trova un po', riesce a sorprendere la difesa dell'Asolo Volley. Vediamo che in questo frangente poteva fare sicuramente meglio. 21-16, si prepara al servizio Marica Di Santo. Ha provato l'attacco Alice Brion, si lotta sotto rete, adesso è ancora una costruzione in attacco, e vediamo ora il contrattacco da parte delle pugliesi. Rivediamo l'attacco da parte di Eni Gabriel Milano, che però termina out, e quindi il 22-16, il più 6 è al servizio Alice Brion. Viene controllato da Arianna Bianco quella palla, e poi dal centro out. C'era sembrato in effetti qui dalla postazione che la palla di questo primo tempo fosse out. Vediamo anche l'allenatore del Clima Center Academy Gioia battezzare out questa palla, è confermata naturalmente dalla
scelta arbitrale, mentre vediamo ancora una volta inquadrata la macchina sanifica palloni e il cambio con l'azione naturalmente di rotazione dei palloni per mantenere sempre le norme di sicurezza. E intanto il time out, siamo sul 23-17. Arriva al nastro, ok, quindi ragiona, dal resto del mondo, essere liberi in fondo, è una superficie sulla superficie, si protegge l'infinito profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che mette l'espressione, dai la palla, tutti diversi, tutti gli scherzi, pensare sul loro di una rivoluzione. Guardate E queste le indicazioni di coach Matteo Fornasiero. Siamo sul 23-17 nel corso di questo primo set, in questa finale femminile Coppa Italia di divisione, qui al Palaberta di Montegrotto Terme Padova. Il servizio controllato e poi il contrattacco vincente per Asolo Altivolo Riese Volley. Lo rivediamo in azione, il replay. Non riesce Ani Gabriel Milano a difendere questa palla e quindi arriva al punto vediamo la costruzione ora dell'azione. Milano in difesa, imbeccata poi dalla compagna di squadra, non riesce però a trovare, e poi qui un errore, non c'è l'intesa e la palla scende all'altezza di posto 1 e quindi il punto del 24-18, il primo set point. Vediamo se Asolo Altivolo Riese Volley riuscirà a sfruttarlo. Intanto il tentativo di Milano, il pallonetto qui controllato dalla seconda linea, controlla senza troppe affanni e poi arriva il punto. L'attacco da posto 2 per Ilaria Caon, da posto 4 per Ilaria Caon, e il punto che chiude questo primo set vinto da Asolo Altivolo Riese Volley per 25-18.
abbiamo rivisto quindi gli highlight, le immagini più belle, alcuni punti salienti di questo primo set vinto per 25-18 dall'Asolo Altivole Riese Volley, che quindi parte bene in questa finale di Coppa Italia di divisione. Vedremo, naturalmente scopriremo se le ragazze del Clima Center Academy Gioia riusciranno a recuperare. È una finale femminile che segue quella maschile alla quale abbiamo assistito in precedenza, che lo ricordiamo, visto vincere Padova su Bari per 3-7-0, un risultato che comunque ha netto a favore di Padova, anche se c'è da dire che il secondo e il terzo set è stato davvero molto equilibrato, e quindi una vittoria giustamente festeggiata da parte della squadra di Padova. Adesso noi ci rituffiamo naturalmente nel clima invece di questa finale femminile, che per il momento vede le ragazze del Asolo Altivole Riese Volley condurre per un 7-0. Ci sono le ultime indicazioni da parte dei due allenatori prima dell'inizio del secondo set, quindi questa manifestazione, ricordiamo la prima edizione di questa Coppa Italia nei giorni scorsi, sempre qui fra Montegrotto Terme e Battaglia Terme. Abbiamo assistito alla Coppa Italia Serie D, e invece nelle giornate, con la conclusione di oggi, venerdì 30 di luglio, scopriremo la vincitrice della Coppa Italia. Della maschile abbiamo già detto, ma scopriremo chi nel femminile vincerà questa Coppa Italia di divisione. Vediamo ancora ultime indicazioni da parte degli allenatori. Ovviamente anche in questo caso l'agonismo si fa sentire. Il bello naturalmente delle finali è questo, sempre risultati aperti, e soprattutto nel volley lo sappiamo, un percorso di gara che all'improvviso può cambiare. Lo scopriremo andando a gustarci questo secondo set. Ecco che rientrano le squadre in campo. Controllate le due formazioni da parte degli arbitri, si può procedere. Vediamo ora inquadrata la squadra dell'Asolo Altivole Riese Volley. Si danno le ragazze ovviamente la carica per l'inizio di questo secondo set. Già pronta al servizio numero 11 Marica Di Santo per il Clima Center Academy Gioia. Eccola inquadrata. C'è subito l'attacco controllato però in difesa da parte della squadra pugliese, poi spinge questa palla trovando il primo punto del set numero 10 la capitana Roberta Abruzzese. Consegnata la palla ora ancora per il secondo servizio, pronta dai 9 metri Marica Di Santo. Vediamo ora l'attacco da parte di Alice Brion, controllato, e poi questo pallonetto tentato da Milano ma senza ottenere i risultati sperati. Vediamo il pallonetto intelligente in questo caso, da posto 2 arriva per il numero 2 la capitana Ilaria Caon. Vediamo, bello il gesto atletico, il pallonetto preciso che inganna
ed è lei pronta ora al servizio, Ilaria Caon. Controlla adesso Asolo Volley, non riesce Anna Caroline Milano a trovare il giusto impatto su questa palla e ne esce un colpo non efficace, quindi il punto del 2-1 adesso. Ancora il servizio Ilaria Caon, prova l'angolo, ma prova a cercare l'angolo, non ci riesce perché la palla termina out e quindi siamo in parità, 2 pari di questo inizio di secondo set. Frunza sbaglia anche lei e quindi il punto del 3-2 per l'Asolo Altivole Riese Volley. Pasa, Erika Pasa pronta in battuta. Vediamo il servizio controllato da Milano, poi il tentativo di pallonetto da parte della capitana abruzzese. Risponde prontamente però la difesa di Asolo e poi bene Cecchin in difesa. Il tocco a muro lo rivediamo adesso. La palla smistata per l'attacco vincente di Rebecca Cecchin per il 4-2. Si prepara al servizio Erika Pasa. Milano rispedisce la palla dall'altra parte della rete, tenta adesso un pallonetto controllato però e poi prova l'attacco Rebecca Cecchin controllato in palleggio, rispedisce la palla Milano e poi trova l'attacco vincente Alice Brion, l'attacco del 5-2 e quindi ora un break di 3 punti. Arriva l'Ace, il 6-2. C'è intanto il cambio per Clima Center Academy Gioia, entra il numero 22 Federica Noscia a sostituire Anna Caroline Milano. 6-2, ancora al servizio che sta facendo molto bene Erika Pasa. Ancora vediamo che non riesce a costruire azioni efficaci l'Academy Volley Gioia, il punto del 7-2. Continua quindi la striscia positiva per questo giro al servizio di Erika Pasa. Si interrompe però adesso con questo errore, palla che termina out, 6-3 e quindi la possibilità adesso per Clima Center Academy Gioia con il servizio di Annie Gabriel Milano di provare a recuperare qualche punto. Controlla qui in difesa, poi cerca di incrociare, difende però bene, poi dal centro arriva il punto, il primo tempo per Arianna Gazzola. Lo vediamo, eccola qua il punto dell'8-3 al servizio Alice Brion per Asolo Altivole Riese Volley, che ancora mette in difficoltà la ricezione, una palla che poi non riescono le giocatrici del Clima Center Academy Gioia a
indirizzare, e quindi va ora sul +6, 9-3. Out questo servizio per il punto numero 4 Academy Volley Gioia. Intanto c'è un cambio per la squadra pugliese, entra con il numero 15 Alessandra Posa a sostituire il numero 10 la capitana Roberta Abruzzese. Prova quindi a sfruttarne le caratteristiche al servizio per provare a recuperare qualche punto. La vediamo inquadrata, eccola, il numero 15 Alessandra Posa. Ecco per lei il servizio controllato dalla capitana Caon, poi l'attacco di Cecchin e il punto alla fine di questo scambio per, lo vediamo, viene toccata l'antenna, quindi il punto del 9-5. Prova piano piano a rifarsi sotto Clima Center. Vediamo ancora il servizio da parte della nuova entrata, qui non riesce adesso Milano a controllare questa palla. Rivediamo l'attacco da parte del numero 9 dell'Asolo Volley, Rebecca Cecchin. 10-5. Sembra essere tornata a controllare questa fase del set adesso l'Asolo Altivole Riese Volley, forte già del vantaggio. La vittoria del primo set ancora colpisce dal centro con Arianna Gazzola per l'11-5. Eccola a festeggiare con le proprie compagne per il +6. Termina out questa palla sul servizio dell'Asolo Altivole Riese Volley. 11-6 quindi il punto, e ora si prepara al servizio tenta il pallonetto, qui in due giocatrici riescono. Sembrava all'inizio fossero riuscite a recuperare questa palla, che però alla fine consegna un altro punto ad Asolo, il punto dell'11-6. Questo secondo set di questa finale femminile Coppa Italia di divisione. Arianna Gazzola si prepara in battuta, non riesce a passare questa palla, quindi l'errore al servizio per il punto dell'11-7. Intanto rientra il numero 3 Anna Caroline Milano a sostituire Federica Noscia fra le fila del Clima Center Academy Gioia. 4 i punti da recuperare per la squadra pugliese. Ora bello l'attacco da posto 4 per la capitana Ilaria Caon. Si coordina bene, salta bene, conclude altrettanto bene, e quindi il 13-7 il +6. Indirizza bene questa palla, abbiamo visto, ha messo in difficoltà la difesa, e quindi il punto per Eni Gabriel Milano. 13-7 il nuovo cambio per Academy Volley Gioia, entra con il numero 10 la capitana Roberta Abruzzese, che torna a disposizione. Vediamo il primo tempo a segno. Aveva provato a opporre resistenza su questo attacco dal centro di Erika Pasa, ma il punto è per l'Asolo Volley, che va sul 14-8. +6.
scende improvvisamente questa palla, riesce a metterci una pezza la squadra pugliese, che adesso prova in contrattacco ma non riesce, è difficile da controllare questa palla. Ora il nuovo cambio per Prima Center Academy Gioia, entra il numero 2 Mechelena Malai a sostituire il numero 8 Federica Falchi. Siamo sul 15-8 e sembra controllare in maniera abbastanza agevole adesso la squadra dell'Asolo Volley. Questo secondo set deve provare a inventarsi qualcosa Prima Center Academy Gioia, vediamo che in questo caso riesce adesso l'attacco vincente, bella qui la diagonale, il punto del 15-9. Al servizio Simona Fronza, e qui trova un bellissimo ace. La palla scende e regala il punto del 15-10. Il servizio vincente quindi per Simona Fronza, vediamo, proverà ora a ripetersi. Deve ovviamente arrivare un break da parte della squadra pugliese per provare a recuperare. Vediamo adesso, prova una sorta di pallonetto, risponde però prontamente. Adesso sembrano decisamente più efficaci gli attacchi da parte della squadra di coach Matteo Fornasiero. In questo caso è Rebecca Cecchin che regala il punto del 16-10. Erika Pasa pronta dai 9 metri. Milano in ricezione, tenta il tocco di seconda, non si fa sorprendere però Pasa. La palla torna ora a disposizione della Academy Volley Gioia. Vediamo qui il muro, salvataggio da parte dell'Asolo Volley dalla seconda linea, la pipe vincente. Bello davvero questo colpo, bello davvero questo colpo per Annie Gabriel Milano. 16-11, ha attaccato bene quella palla con decisione. Prova a rispondere adesso Asolo Volley, c'è il punto, rivediamo l'azione. C'è l'invasione, quindi il punto del 17-11. Appena prova Prima Center Academy Gioia a avvicinarsi, c'è la reazione da parte dell'Asolo Volley che sta controllando questa fase di set. Ancora vediamo la difesa, poi smista la palla ancora per Milano, l'attacco che termina però out. Viene toccata l'antenna, quindi il punto del 18-11. Ora il time out chiesto da coach Francesco Ritella. Ci siamo arrivati fino a qua per non giocarci, no? Raga. Dai, raga! Ritorniamo a fare una cosa alla volta fatta bene. Loro hanno un buon progetto di attacco, noi dobbiamo mettere le cose non possiamo giocare. Quando non possiamo attaccare, se diamo la palla sul libero, sul palleggiato dove può alzare, perché non diamo la palla sul palleggiato? E queste le sue indicazioni, quindi deve ovviamente in questa fase delicata di set provare il Prima Center Academy Gioia a recuperare qualche punto per provare magari a rientrare nel finale di set. Intanto c'è il cambio per l'Asolo Volley, entra con il numero 11 Angela Scandiuzzi
a sostituire Baggio. E l'ingresso anche di Mari Cazzardo, pronta ora al servizio. Termina però out e quindi il punto numero 12 per Academy Volley Gioia. Al servizio la capitana Roberta Abruzzese. Dal centro prova questo pallonetto che forse poteva essere difeso meglio in questo caso. Vediamo, a segno ancora Arianna Gazzola. Si sono un po' contrastate su quella palla le giocatrici dell'Academy Volley Gioia, ne ha approfittato l'Asolo Volley. Adesso grande elevazione ma grande muro anche per Arianna Gazzola, veramente su questa palla è salito un muro che si è tradotto nel punto numero 20-12. Prova il pallonetto dal centro, un tocco che però viene controllato, e poi il muro, brava qui Milano, però la palla è troppo ghiotta per non essere sfruttata. Vediamo come la traiettoria alla fine abbia favorito ancora una volta la giocatrice dell'Asolo al Tivoli Riese Volley, che ha sfruttato al meglio questa occasione per aumentare quindi ora il distacco 21-12. Adesso comprensibile anche un po' di difficoltà da parte del Clima Center Academy Gioia, che sta vedendo scappare l'Asolo Volley, che adesso ha 9 lunghezze di vantaggio. 21-12. Prova l'attacco da posto 4. Milano termina però out, quindi punto del (23-12). Accorcia adesso Academy Volley Gioia. Vediamo l'azione costruita e c'è la difesa, il tentativo. Ma il punto numero 14 per Clima Center Academy Gioia. Battuta corta controllata e poi l'attacco ancora una volta da parte della capitana Ilaria Caon. Vediamo ancora l'attacco da posto 4 per Ilaria Caon, il 24-14, e quindi il set point che potrebbe consegnare questo secondo set ancora a vantaggio della Asolo Tivoli Riese Volley. C'è però l'errore, quindi non sfrutta questa prima occasione, e quindi il punto numero 15 per la formazione dell'Academy Volley Gioia. Mette tutta la potenza su questo servizio Milano, palla però è out. Si conclude sul 25-15 questo secondo set, quindi Asolo Tivoli Riese Volley 2 set avanti sul Clima Center Academy Gioia.
Abbiamo rivisto gli highlights di questo secondo set che è stato vinto agevolmente da parte del Asolo Altivole Riese Volley 25-15. Sono stati puntualmente arginati i tentativi da parte della squadra allenata da coach Matteo Fornasiero. Sono riusciti ad arginare i tentativi da parte del Clima Center Academy Gioia di recuperare, quindi adesso la situazione vede in vantaggio la squadra dell'Asolo Volley per 2-7-0. Naturalmente scopriremo ora l'occasione per la squadra di Gioia del Colle di provare a rientrare in partita. Ovviamente l'occasione non andrà sprecata, quindi vincere questo set per provare poi a giocarsi questa finale, anche se fino a questo momento abbiamo visto un'ottima prestazione da parte dell'Asolo Altivole Riese Volley. Puntuali, precisi sono stati gli attacchi e quindi controllata con senza troppi affanni, diciamo, questo secondo set. Ovviamente parliamo di una finale nazionale, quindi tutto davvero può succedere. Abbiamo già pronte a entrare in campo le ragazze del Clima Center Academy Gioia, mentre ancora qualche indicazione in panchina per l'Asolo Altivole Riese Volley. Ora il fischio arbitrale a richiamare l'ingresso sul parquet del Palaberta di Montegrotto Terme per l'inizio di questo terzo set, e scopriremo se sarà il set che chiuderà questa finale o se i giochi verranno riaperti. Si danno la carica entrambe le squadre, eccole qui abbracciate, le vediamo a colloquio per trovare la giusta formula e raddrizzare questo match. Pronti a ripartire dunque. Al servizio numero 5 Marica Zardo. Subito Milano in ricezione, prova dal centro a colpire con Di Santo, ma c'è la risposta da parte dell'Asolo Altivole Riese Volley, che quindi apre con il primo punto questo terzo set. Ancora Zardo al servizio, troppo forte, palla termina out e quindi 1 pari. Michelina Malai si prepara dai 9 metri. Difficile da controllare quella palla, infatti arriva l'invasione ravvisata dagli arbitri. Vediamo il tentativo da parte di Marica Zardo, il piede che in maniera evidente oltrepassa la linea, quindi il punto dell'1-2. Ora c'è il punto per Asolo Altivole Riese Volley, che rimette in equilibrio questo inizio di set. Al servizio la capitana Ilaria Caon. Smista questa palla per il tentativo da parte di Fronza, il muro che frena, in questo caso Brion ci riprova, però Asolo Volley
questa volta l'attacco vincente c'è, il tocco a muro ma la palla termina out. Rivediamo, c'è il tocco a muro e quindi il punto per Asolo Altivole Riese Volley, che si porta avanti 3-2 ancora al servizio. Ilaria Caon è davvero efficace sul servizio, che vediamo mette anche in questo caso in difficoltà la ricezione e c'è l'infrazione in palleggio, quindi il punto numero 4 per il +2. Eccola qui inquadrata Caon, spinge questa palla all'attacco con troppa forza e la palla termina out. 5-2, c'è già il +3 che costringe adesso la squadra del Clima Center Academy Gioia a essere richiamata per il time out da coach Francesco Ritella. Come sono evidenti, togliamo questo colpo, mettiamo la palla dentro al rettangolo, perché se la palla accade dentro al rettangolo nessuno può dire niente. Ed ecco quindi il time out chiamato subito, d'altronde non può certo permettersi adesso il Clima Center Academy Gioia di vedere scappare subito la squadra dell'Asolo Volley, e quindi vedremo insomma se arriverà l'effetto sperato. Intanto ancora continua il servizio Caon, la palla vediamo che balla in mezzo alla rete, recuperata ora in Bagher, indirizza la palla, un po' di confusione in questo momento nella fase di costruzione di gioco, prova dal centro ma non riesce a trovare la giusta forza su questa palla e alla fine il punto ancora per Asolo Volley. Tiene ancora il turno in servizio Caon, out, e quindi arriva al punto numero 3 per la squadra pugliese, che si prepara ora al servizio con Anna Caroline Milano. Eccola qui, deve provare ovviamente a sfruttare, magari forzare un po' il servizio, ma sembra proprio che non manchi lucidità alla squadra dell'Asolo Volley, che continua a colpire con precisione. 7-3. Erika Pasa al servizio. Scende con la palla controllata bene però dal libero, e poi Milano prova, ma è controllata l'azione da parte della difesa, e poi spinge questa palla la centrale Gazzola. Il punto dell'8-3. Ancora il servizio, si prepara Pasa. Prende la rincorsa in ricezione Milano per l'attacco ora da posto 4, frenato però dal muro, e poi questa palla non si può recuperare, quindi il punto è per l'Academy Volley Gioia. 8-4. Marica Di Santo proverà lei ora magari a mettere in difficoltà la squadra avversaria, che controlla invece bene questa palla. Poi il tentativo non riuscito, e
angola bene questa palla che però è controllata, spinge a una mano e poi dalla seconda linea tenta l'attacco con troppa forza anche su questa palla. Rivediamo Anna Caroline Milano, e quindi arriva al 9-4. Il servizio sbagliato ora da parte di Alice Brion, che consente di accorciare all'Academy Volley Gioia, mantiene però un distacco di più 4, 9-5, che sembra un po' andare sulla falsariga del set precedente questo inizio di terzo parziale. Vediamo un po' ora il punto che arriva ancora per Asolo al Tivoli Volley. Lo rivediamo, ecco qua, non intervengono su questa palla il libero Schiavone e Milano. A beneficiarne ancora l'Asolo Tivoli Riese Volley, che adesso trova anche il punto numero 11. Allungando a 6 le distanze. Il cambio adesso per la squadra pugliese, entra con il numero 22 Federica Annoscia. Ecco inquadrata intanto Rebecca Cecchin. Il servizio che mette in difficoltà, arriva l'Ace per il 12-5 più 7. Adesso sembra sulle ali dell'entusiasmo volare naturalmente Asolo al Tivoli Riese Volley. Deve cercare di rimanere concentrata e crederci l'Academy Volley Gioia, anche se in questo caso nuovamente non funziona bene la ricezione. Il punto ancora per la squadra di coach Matteo Fornasiero, 13-5. Provano su questa palla che però era ormai destinata a scendere in campo, e c'è il nuovo time out chiesto da coach Francesco Ritella. Ma spingiamo, continuiamo a spingere. Prossimo giro se rimetti il 3 dentro, ce l'hai a muro tu, ok? Allora indipendente in diagonale, l'importante è che tu fai arrivare la Erika nel punto giusto, ok? Quindi piazzati davanti a lei, la Erika chiude e prende la diagonale del 3, va bene? Dietro di te c'è la Rebecca, va bene? Andiamo ritrovati. E rientrano in campo le squadre dopo questo secondo time out, questo terzo set chiesto dal Clima Center Academy Gioia per provare a invertire un po' la rotta. Il servizio, vediamo, ancora un po' in difficoltà, in grossa difficoltà ancora l'attacco adesso vincente per Ilaria Caon. C'è grande intesa nella costruzione in attacco, qui il muro in ritardo non riesce a opporre resistenza a Ilaria Caon, che firma il 13-5. In Bagher torna nel campo del Asolo al Tivoli Riese Volley, questa volta c'è l'infrazione e il punto per le ragazze pugliesi, 13-6. Al servizio intanto si prepara Anni Gabriel Milano, eccola qua, trova l'Ace, in questo caso a festeggiare Clima Center Academy Gioia per questo Ace che potrebbe dare anche un po' di fiducia alla squadra che adesso si trova in svantaggio sia per quanto riguarda il set che il punteggio in questo terzo.
14-7, la palla salvata, forse sarebbe uscita, ma il punto arriva comunque in questo caso per Asolo al Tivoli Riese Volley. Il 15-7 ora. Sono 8 le lunghezze di vantaggio. Controlla intanto la formazione. (15-7). Milano prova a alzare questa palla per Annoscia, non riesce però a costruire ancora una volta Ilaria Caon, ma la palla out. In realtà ci sembrava appunto, ma l'arbitro dice out, quindi il punto del 15-8. C'è l'errore al servizio, non sfrutta, quindi il turno in battuta adesso il Clima Center Academy Gioia e Marica Azzardo ora in battuta. Continua spedita intanto la corsa dell'Asolo Volley, vediamo il palleggio, la concentrazione e la battuta. L'ace per Marica Azzardo, 17-8. Ed è lei ancora a provare dai 9 metri a far male ancora alla squadra del Clima Center Academy Gioia. Out questa volta. E quindi arriva al punto numero 9 per Academy Volley Gioia. Siamo sul 17-8, anzi 17-9, anzi chiediamo scusa, corretto. C'è il tabellone qui, la palla Berta che adesso riporta il punteggio sul 17-10 e quindi corretta anche la grafica. Al servizio Michelena Malai. Prova a spingere questa palla e alla fine il punto arriva 17-11. Prova a rosicchiare qualche punto la squadra dell'Academy Volley Gioia per provare a mettere un po' di pressione ovviamente sulla squadra dell'Asolo al Tivoli Riese Volley. Sono ora 6 punti di vantaggio. Controlla anche questa palla, vediamo ora l'attacco da parte di Annoscia, controllato però dalla difesa dell'Asolo Volley. Ancora il pallonetto, tentativo frenato da parte dell'Asolo Volley. L'attacco ora dalla seconda linea per Milano, controllato. Questa palla forse out, tenuta però in campo da Malai. Il muro, palla che pericolosamente balla nella zona di rete, poi arriva l'invasione da parte della giocatrice dell'Academy Volley Gioia, che consegna il punto all'Asolo Volley. 18-11. Al servizio Caon, la capitana, controlla Milano ora in Bagher Fronza, prova a spingere questa palla in pallonetto, ma l'Asolo Volley il punto è del 18-12. Rivediamo qui il tentativo sull'alzata da parte di Marica Azzardo e poi il tentativo di spingere quella palla che però
questa volta dà il punto al Clima Center Academy Gioia, che però sbaglia ora al servizio. Errori naturalmente che in questa fase di set pesano. 19-12 il più 7. Pasa in battuta. In ricezione e poi l'attacco da parte di Anna Gabriel Milano. Murata, il muro 2, rivediamo. 20-12 più 8 ora. Ancora Pasa al servizio, si butta su quella palla e però dopo non c'è l'intesa. Bianco su questa era stata brava a salvare questa palla, poi vediamo in bagger e non c'è l'intesa con Anni Gabriel Milano e quindi la palla scende giù ed è il 21-12. Ancora Bianco, questa volta prova a costruire l'attacco di Milano, ancora lei in difesa, vediamo, Milano prova, bello questo tentativo di trovare l'angolo, ma altrettanto buona la difesa e poi ancora una volta il punto è per Asolo. Rivediamo ancora l'opposizione a muro che vale il 22-12, ora il più 10 e si avvia verso la vittoria di questo terzo set e di conseguenza della finale l'Asolo al Tivoli Riese Volley. Vediamo però ovviamente se riuscirà a recuperare qualche punto. Comincia con questo bel muro il Clima Center, rivediamo le mani di Anni Gabriel Milano efficaci su questa palla. 22-13. Vediamo il punto adesso del 23-13. Siamo al servizio Alice Brion. Spinge questa palla Anne Gabriel Milano per il punto del 23-14. Ancora tanti punti da recuperare ovviamente, però intanto Simona Fronza con questa battuta corta controllata però, e poi ancora il punto per Asolo, il Tivoli Riese Volley. Rivediamo l'attacco vincente da parte di Rebecca Cecchin. Al servizio ora sul 24-14 e la palla per chiudere questa finale. Rivediamo, non ci sprova Milano questo attacco, ma la palla è out e quindi arriva al punto del 25-14 e la vittoria per 3-7-0 da parte dell'Asolo al Tivoli Riese Volley. Vediamo l'ultima azione di questo attacco che termina out e quindi la vittoria in questa finale femminile della Coppa Italia di divisione. Vittoria per le ragazze dell'Asolo al Tivoli Riese Volley. Ci ha provato il Clima Center Academy Gioia. Troppo forti però in questa finale le avversarie, le vediamo adesso schierate una di fronte all'altra, le due squadre, l'applauso
in questa bella giornata di sport qui negli impianti di Montegrotto Terme e Battaglia Terme, che hanno visto in questi giorni di fine luglio la consegna della Coppa Italia di Serie D e di Divisione, i festeggiamenti, le due squadre, l'applauso, e qui inquadrate le ragazze del Clima Center Academy Gioia. Quindi a vincere questa edizione, questa prima edizione della Coppa Italia di Divisione, l'Asolo Tivolo Riese Volley. Da parte di Antonio Villani un saluto agli appassionati di volley, un buon proseguimento di giornata e una buona estate a tutti.